50.000 cittadini sono detenuti in attesa di una sentenza che diventi definitiva. Si chiama custodia cautelare. Spesso diventa una condanna definitiva. Dentro questo studio spesso mi sento chiedere perché mio marito dopo 6 anni non è terminato il processo e non può abbracciare suo figlio. Perché devo fare i colloqui? Perché devo essere una vedova bianca? Perché mio padre è da tantissimo tempo ristretto? Ho sentito queste cose quasi giornalmente e allora mi permetto di dire garbatamente che il 12 giugno io voto sì per l'abrogazione della custodia cautelare, che non è, come molti vogliono far credere, tutti liberi delinquenti, è solo un segno di civiltà. Il cittadino, una volta condannato, sarà assicurato alle patrie galere, ma non può attendere un giudizio lungo 4-5 anni tra le sbarre, perché comunque perde quella che è l'affettività, la sessualità, la possibilità anche di incontrare con un semplice bacio il proprio figlio. Io voto sì, se condividi garbatamente, vota anche tu sì, ed è una battaglia di civiltà.